Buonasera. Sì, una sala bellissima. Buonasera, che bel cinema, stupendo. Visto che l'applauso era lungo, ne approfitto, così prendo l'altro microfono, così siete tutte munite. Allora, intanto ben arrivate, siete appena arrivate da Udine, trafelate, quindi grazie mille di essere qui. Grazie a voi. Per la prima volta a Pordenone a Cinema Zero, giusto? Io sì, anche per me, prima volta. Ok, allora Ludovica, partirei da te, no? Sì. Questo è il tuo esordio alla regia, ma in realtà tu sei una sceneggiatrice che magari è una professione, un mestiere a cui facciamo fatica ad abbinare un volto, però sono sicura che se vi dico dei titoli voi dite lo conosco. Ce l'ho, mi manca. È molto difficile, ad esempio Il Traditore, Il Maestro che adesso è sempre in sala qui a Cinema Zero, oppure La Doppia Ora, abbiamo anche serie come Gomorra 1992, The Bad Guy, Esterno Notte. Immagino insomma che sia chiaro di cosa stiamo parlando, li ha scritti Ludovica. E qui invece oltre a essere sceneggiatrice sei anche... Giusto? Ce l'hanno. Grazie. Qui oltre a essere sceneggiatrice sei anche regista. Allora ci chiedevamo, la curiosità era chi te l'ha fatto fare? Come mai ti sei messa... tanto bene comunque. No? Vabbè, chi ti ha messo? Perché hai deciso di metterti alla prova anche alla regia? Io in realtà questa storia l'avevo scritta più o meno intorno ai 25 anni, quindi molti anni fa, e ce l'avevo lì nel computer, ogni tanto la ritiravo fuori, aggiungevo dei pezzi, riscrivevo, e ho cercato negli anni di sbolognarla a chiunque andavo, da amiche registe, amici registi, ma non è che la vuoi fare? E tutti la leggevano, mi dicevano no, ma è molto bella, certo, ma la devi fare tu. E chiaramente era un modo carino ed educato per dire grazie, ma no. E però io alla fine, insomma, dopo risposta dopo risposta ho iniziato a crederci, e quindi ho fatto un passo avanti, perché il lavoro di sceneggiatore è comunque stare un pochino indietro, ma anche nella carta, cioè ogni film ha una visione, ha un'identità molto forte che è data dal lavoro dello sceneggiatore e dall'incontro con il regista, perché spesso io scrivo con i registi, chiaramente è l'identità loro che soprattutto invade le pagine, poi io ci sono, però come dire appunto sempre un passo indietro. In questo caso ho dovuto invece abitare di me tutte le pagine, e quindi mi sono interrogata in prima persona sulle domande che pone il film, perché le risposte che avevo dato a 25 anni sulla vita, l'amore, insomma, potete immaginare che erano, sì, sono un po' cambiate, come dice la signora, ma in un modo interessante, perché poi a 25 anni credo sia molto giusto e sano che uno abbia una radicalità e un'intransigenza con se stesso e con gli altri, che poi man mano che la vita avanza ti bastona, ti insegna delle cose, ecco che la tua prospettiva cambia, si addolcisce quasi, si ammorbidisce, e è molto più tollerante con l'errore proprio e altrui, e quindi in questa distanza tra la me 25enne e la me di oggi è un po' la distanza anche che c'è, no? tra le due donne, tra le due coppie che hanno due visioni che sono diverse ma che si completano. Spero che il film offra 4 punti di vista che possono essere tutti quanti bene o male legittimi. Non ne condanna nessuna, non ne giudica nessuno, accetta e accoglie. Grazie. Grazie. A proposito di non ne giudica nessuna, per me Breve storia d'amore, ed è un po' la domanda che volevo farti, che nasce in realtà da una considerazione, è l'ennesima prova che i film vanno visti al cinema,
perché io sono venuta qui giovedì a vedermi il film in sala e accanto a me avevo una coppia, e dal momento in cui Lea è entrata in macchina fino alla fine del film, ve lo giuro, fino al ribaltamento diciamo, continuavano a dire questa è matta, questa è pazza, no ma è matta, tant'è che poi alla fine del film è stato bello perché si è intavolata una mezza discussione su quanto matta o non matta fosse Lea. Molto matta. Allora ecco, adesso io ho la fortuna di averti qui e ho detto guardi, questa domanda gliela faccio, quanto matta è Lea? Cos'è per te Lea? Allora, è molto matta, ma lei gioca a fare la matta, nel senso che io ho sempre vista Lea come una sorta di adolescente, adulta, che decide di indossare delle personalità per comprendere delle cose, no? Cioè lei nel monologo finale dice: io voglio essere la protagonista di questa cosa, voglio assaggiarla, voglio vedere che cosa si prova a essere come voi. Ed è un po' quello che fa in tutto il film. Ci sono delle scene in cui passa da sembrare, tranne per la signora che era matta dall'inizio alla fine Lea, però in teoria nelle scene potrebbe sembrare una ragazza della porta accanto, romantica, un po' bizzarra ma anche un po' rassicurante e dolce, e in altre scene semplicemente una un po' matta, o comunque una che ha un piano suo personale di comprensione di identità, perché chiaramente questa notizia la fa sprofondare in una crisi identitaria, e invece di avere una reazione semplicemente di mi hai tradito, bastardo, è finita la nostra storia, decide di fare una sorta di ricerca con se stessa riguardo il mondo delle coppie. Che cosa vuol dire essere in coppia, che cosa fai quando ti trovi a scoprire un tradimento, cosa si prova a tradire, cosa si prova ad essere una femme fatale, cosa si prova a sedurre, e quindi indossa tutti questi personaggi, diciamo, forse perché ancora non ha veramente compreso chi è lei, quindi un po' come diceva Ludovica, che ha scritto il film a 25, l'ha ripreso in mano anni dopo, forse Lea è sta un po' in mezzo in quella donna più giovane Ludovica e più matura Ludovica, e lei è un po' a metà, quindi c'ha un po' il ricordo di quella purezza di quando lo scriveva a 25 anni e inizia ad affacciarsi a quell'idea un po' più tollerante e morbida e dolce, perché sono d'accordo che è come se diventasse più dolce poi la visione con il tempo, più dolce nel senso che è più tollerante appunto del personaggio di Cecilia, però è matta. La signora, la sua recensione era è stata era un signore. Sì, sì. Sì. Allora però era un signore, non volevo spoilerarlo. Perché un po' cambia, perché sono un po' matte le donne però è una matta lucida che la rende più pericolosa. Esatto, anche, infatti sì. È borderline, sul pericoloso e il romantico, che sono due parole insomma strane da accoppiare. A proposito della questione di maschere, c'è una scena che per me è assurda, paradossale, ma estremamente vera, che è la scena in quella hall di albergo, in cui è tutto finto, cioè sappiamo che c'è una finzione, sappiamo che c'è un gioco, ci sono due coppie di amanti palesi che però si inventano una vita e ognuno vuole credere a quello che stanno dicendo, e poi c'è quella canzone cantata da Lea di Venditti e poi Lea che parte emozionata, rancorosa, non lo so, e appunto parlando col signore questo signore perché non è qua? Perché non è tornato? Non è potuto venire, te lo dico tutto adesso posso ci sfondava. No, ci chiedevamo, se abbiamo fatto una seduta proprio, no scherzo, ma ne abbiamo parlato, era se quel pianto, se quell'andare via era un momento in cui appunto una maschera di Lea cadeva perché forse si era innamorata di Rocco, oppure era il momento in cui aveva un po' di tristezza perché voleva essere amata da Andrea e non lo era, o semplicemente quello che cercava era semplicemente amore, indipendentemente da Rocco e indipendentemente da Andrea. Come canta il Vate. Esatto. Dice, sì. Ma per me, dunque, lei è un personaggio che è mosso da un dolore, da una ferita, ma che rifiuta di cristallizzarsi nel ruolo di vittima, perché la vittima è fissa, immobile, invece lei decide di agire e di fare questo viaggio che è anche di autodistruzione, ma che poi sarà in qualche modo salvifico. Questo macchinazione che lei mette in atto ha un ingranaggio che non tiene, cioè il fatto che lei si innamora davvero di Rocco, e quella scena lì per me la rivela, perché in quel momento in cui li vediamo anche, no, per la prima volta in società, cioè tra molte virgolette, cioè interagire con qualcun altro che non siano loro stessi, e ridono, si inventano una vita, un'identità, un mestiere, e in qualche modo è come se quando pensi
ma se la mia vita fosse questa, e tu poi ti rendi conto che man mano che avanzi nella vita le scelte, le possibilità si restringono e quella vita lì, quella possibilità lì non è più attuabile, e quel dolore anche di aver messo in piedi una cosa che non sa più gestire la porta poi ad alzarsi e andare via con un groppo in gola. Ok, grazie. Sì, per me in quel momento lei è Alba Mantovan, cioè è quell'altra lì. Esatto. E questa è una mia riflessione pensando a quella scena. È come quando ti rendi conto che vanno bene tutte e due le vite. Cioè che fa una gran tristezza, nel senso tu hai la tua vita e ne desideri un'altra, poi però se arrivi al nocciolo della questione vanno bene tutte e due le strade, e hanno delle cose belle e delle cose brutte entrambe le strade. Secondo me quello è un momento dove lei eleva il pensiero a un esistenzialismo esagerato, perché all'inizio è eccitata da questo gioco di ruoli con questa coppia, io faccio la cantante, è una cosa anche maliziosa, no? Che giocano a far finta così. Poi probabilmente un pochino lo squallore di quella situazione comunque lo percepisce, ma allo stesso tempo c'è un moto d'amore e di complicità sensuale che hanno e di divertimento. Cioè, lì per me c'è l'arco proprio anche meritiamo un'altra vita, che sono le parole della canzone, però poi alla fine quella vita lì e quell'altra vita lì sono uguali. È come quando senti una persona che io detesto, quando uno dice ho divorziato perché poi mi sono innamorato di un'altra, però poi alla fine anche con l'altra poi alla fine stessi problemi. È una cosa che mi fa, cioè, però lo capisco, è umano, no? Quante volte uno si lascia, ricomincia una vita con un'altra, una nuova vita eccitante, e poi quei problemi che avevi con quell'altra si ripropongono. Quindi è veramente una ricerca che devi fare personale, perché non è cambiare chi è accanto, è capire accettare te stesso. Io prima di lasciare il microfono a voi, come sempre, per le domande, ho un'ultima curiosità, che è l'importanza della parola. È una cosa che a me ha frullato in testa per tutta la durata del film. Andrea è ossessionato dalle parole intraducibili, le appunta in un taccuino, perché alla fine vediamo Lea che per scrivere il libro recupera quel diario di Andrea. Taccuino che ritorna con Cecilia, perché dopo aver registrato le parole dei propri pazienti le appunta su un quaderno. Parole intraducibili che si trasformano e si sciolgono grazie all'amore, perché l'amico di Rocco, che sembra non parlare a caso, invece la moglie lo capisce benissimo. E poi una cosa che ho detto, il film finisce dopo 10 minuti, perché lei torna a casa dopo la notte in macchina con Rocco, va da Andrea e gli dice: sai cosa ho fatto io stasera? Vuoi sapere dove sono stata? Non lo vuole sapere. Per finire il film. E ho detto qua, cioè, se fossimo stati attenti alle parole... È stata una brevissima storia d'amore. Esatto, infatti abbiamo allungato, no, però ho detto, se fossimo stati così attenti alle parole, come è stato visto per tutto il film, allora perché Andrea non ha ascoltato? Cioè, qual è il ruolo delle parole? Allora È una bellissima domanda alla quale tenterò di dare una risposta altrettanto intelligente. No. È vero, io poi vengo da un mondo di parole, quindi a me proprio piacciono le parole e mi piacciono i linguaggi. Ogni coppia che si forma crea una lingua. Abbiamo i nostri nomignoli, i nostri modi di farci capire, le nostre piccole perifrasi per dire delle... E quando poi una coppia si lascia è come se morisse una lingua. Mi piaceva che questa coppia di amici che li vediamo, non so, un po' baccagliare, litigare un po' amorevolmente, ma come una coppia che ormai, no, insomma, è un po' un gioco delle parti, sembrano così quasi leggermente stanchi l'uno dell'altra, in qualche modo nella tragedia della malattia ritrovino un codice di linguaggio nell'impossibilità, perché dopo l'ictus al personaggio interpretato da Massimo De Lorenzo viene questa cosa che succede, si chiama afasia di Bell, per cui tu hai le parole molto chiare nella testa ma ti escono appunto mangia. Però lei lo capisce e hanno ritrovato una lingua. Allo stesso modo le parole intraducibili, perché è interessante capire ogni lingua a cosa attribuisce una parola, perché evidentemente quel concetto ha un'importanza
e ci sono delle parole che in italiano delle parole, dei concetti che in italiano non trovano, o in altre lingue, una sintesi in un fonema unico, e per cui questo mi sembrava interessante. E in una delle tante stesure che dai 25 anni in poi il personaggio di Andrea faceva il traduttore, proprio perché c'era insomma tutto quello che sappiamo tra tradurre, tradire, che hanno una radice etimologica simile, e quello che poi appunto non si può mai ricreare esattamente. Vabbè, tante pippe, però mi fa piacere. Starei qua ore io, per me. Grazie. Io ho una quintalata di domande, ma so che devo taccermi, anzi volentierissime, quindi a voi la palla, chi ha delle domande, curiosità. Vedo una mano alzata là in fondo. Buonasera. Buonasera. Complimenti per essere venute stasera qui a Pordenone. Grazie. Anche se io sono della Carnia, permetto questo. Complimenti a lei per essere venuto qui stasera. No, abito qui ma sono di lassù, insomma. Ma comunque è venuto al cinema, Sì, quindi sì, complimenti. sì. Ma io sono venuto al cinema per una cosa ben precisa, per vedere i personaggi veri, che sono voi due, e poi i personaggi del cinema, del film. Io non so perché questo film mi ricorda tanto Match Point di Woody Allen. Ma magari. No, sto pensando come è stato costruito, come immagini, come personaggi, non come storia perché è diversa, ma come immagini, come fotografia, non so perché mi ricorda molto Match Point di Woody Allen. E poi volevo fare una cosa particolare alla Foglietta, che fa un personaggio completamente diverso dai suoi personaggi normali. E come ha fatto a... D'accordo che l'attore è anche una maschera, però arrivare una donna a fare un certo personaggio negativo, perché per me le donne sono molto superiori agli uomini. Tutto qua. Solo questo volevo dire. Grazie. Matta sì, però non negativa. Ma no, dai, negativa no. È umana, sbaglia, fa un sacco di errori. No, ho capito. Nel senso che voi, scusa, Sì. lasciamo stare, siete superiori agli uomini. E questo mi ha fatto un po' di... Capisce cosa intendo? Sì, no, ho capito. La maternità, la famiglia, eccetera. Anche se siete sole, riuscite sempre a tirare avanti. È difficilissimo che una donna si arrenda. Mentre l'uomo gli basta poco e cambia strada. Tutto qua. Beh, in questo film sicuramente la protagonista non si arrenda, anzi muove le carte, non accetta, non chiude un occhio e nemmeno si indossa il ruolo di vittima, quindi in qualche modo probabilmente se lei non avesse fatto questo casino, perché effettivamente architetta ha un piano folle suo, però che ha un senso per lei. Come? Nesso logico, esatto, quindi sicuramente si muove lei a costo anche di perdere la sua relazione, però mette al primo posto l'onestà con se stessa, l'onestà di una coppia, perché poi alla fine ci crede nell'amore puro. Ma solo voi donne potete farlo. Solo noi donne? No, Per fortuna. no, ma ho capito il punto di vista. Che poi sono le donne che gli uomini si fanno lasciare, noi donne poi alla fine arriviamo all'ultimo, basta. Mi hai lasciato tu. No, volevo solo dire ancora una cosa. Un carnico che ha sposato una pugliese, non dico. Ah, vabbè, allora è tutto chiaro. Grazie. Questo voglio dire che siete molto più forti. Ci sono altre domande? Altre curiosità? Dai, coraggio un po'. Anche il signore della Carnia dice di non temere, insomma. Eccola. Una domanda lì? Ah, no. No, ormai ha alzato la mano. Le passo il microfono? Grazie. Buonasera. Adesso che ha diretto il film, ripensando al fatto che gli dicevano devi farlo tu, pensa che avessero ragione oppure no? Sì. Come potrei risponderle altrimenti? Concordo con lei. Grazie.
e Foglietta le dichiaro. Allora, io amo Anna Foglietta, che è una grandissima attrice. Quindi a me, ti dico la verità, mi fa piacere. Esatto. Pure un bel selfie taggata Anna Foglietta sta a Guarda. casa e fa: ma perché cazzo? Pilar. Vabbè, ok. Se me lo consente, lo faccio. Ci facciamo una foto selfie. e tagghi Anna Foglietta e poi le scrivi Esatto. complimenti per quello che hai detto sul tradimento, sei simpaticissima. Va bene. Complimenti, le abbraccio. Grazie. Qualunque sia il suo cognome. Ma non importa. Abbiamo capito che i nomi non sono importanti. Non sulle no? parole sì, ma i nomi esatto. no. L'importante è essere del gentil sesso e non sbagliare. Esatto. Non siate timidi. Ecco, vedo un'altra mano. No. Vado io. Scusa che non ti vedo più, ti chiedo la cortesia, grazie. Sì. Allora, io avrei una domanda, magari è proprio una cavolata, però appunto, dato quello che abbiamo un po' detto sull'importanza delle parole, perché la barca si chiama Ea? Cioè, io non so, ho pensato, magari è Lea? No, lì è la regista che si è sbagliata. Nel senso, Ea nell'Odissea è un'isola dove c'era Circe, bla bla bla. E mentre davo questo nome alla barca non pensavo che potesse essere molto simile a Lea, furbona. Quindi qualcuno che però è anche interessante ha capito che lui comunque la sua barca poi l'ha chiamata Lea, cioè lei gli ha dedicato il libro e lui le ha nominato una barca. Tu devi dire che l'hai E fatta infatti apposta devo e dire che poi è una breve storia d'amore, ma poi si incontra. In effetti sì, la Sei prossima troppo sincera, volta Bruno. sì. Grazie. Grazie. Poi c'è anche una questione che più lettere metti più costa. Questo è interessante. Per esempio anche l'albergo, no? Quando dovevamo fare l'insegna, allora Ludovica, lo scenografo, Massimiliano Nocente, dobbiamo dare un nome, scegli un nome, però sappi che se lo chiami Hotel, Grand Hotel Aldrovandi non possiamo, ok? Perché allora se lo chiami Lux va bene, quindi io lo volevo chiamare 900 900, ma c'era già l'Hotel 900 che non ci ha dato la liberatoria e quindi c'è un 1 davanti, 4 lettere, vabbè. E rientrava comunque nella cosa 3 lettere, però vabbè, insomma. Sono tanti cose che poi succedono quando fai le cose che no, non avevi preventivato. Per esempio, avete visto la casa dove abitano Rocco e Cecilia, no? È una casa che io appena ci sono entrata ho amato molto, mi sembrava avesse il carattere giusto per rappresentare la casa di quella coppia, ma c'era un enorme problema, il parquet. Il parquet era un parquet antico che come tu... Quindi tutti i dialoghi sarebbero stati coperti da quello scricchiolio. Facciamo un sopralluogo con il fonico, Gianluca Scarlata, che dice qua non si può, cioè, quindi o marmo però allora gli ho detto: Gianluca, ma ti posso aiutare se i personaggi recitano scalzi? E lui mi ha detto: beh sì, mi aiuti. E allora lì mi è venuta in mente questa cosa che tra l'altro connota molto bene dei personaggi che non vogliono fare entrare lo sporco dentro casa propria, e allo stesso tempo metteva tutti in una condizione di disagio, perché io ce le ho mio fratello che non mi fa entrare a casa se non mi tolgo le scarpe. Io detesto ogni volta che ho il calzino liso sul tallone e non so, ce li ho spaiati, quindi ogni volta dico e fare questa grande resa dei conti finale scalzi mi sembrava accrescere il disagio dei personaggi, però questo è venuto da una complicazione logistica. No, solo una curiosità, il formicaio
che senso ha? È questo che volevo chiedere. Allora, il formicaio, dato biografico, io ho avuto per mesi la casa invasa da formiche, ok? Finché non ci sono diventata amica, perché non le debelli, cioè sono lì e stanno. Pensando a un elemento in quella casa che rappresentasse un po' anche la vita dei protagonisti. Se voi vedete, i protagonisti sono sempre, quasi sempre, in ambienti chiusi, come i pesci rossi, come le formiche che annaspano, no? Facendo le loro vite piccole, mentre fuori sono quasi inconsapevoli che c'è un universo molto più ampio, finché poi questa irruzione di questa pazza lo rompe e queste formiche sono sperse, si perdono, vanno in giro e fanno davvero, studiando, scoperto alcune volte, quando si inceppano, questa spirale dove ognuna segue quella davanti convinta che la porterà in salvo, ok? Ma se tu non interrompi questa spirale, loro muoiono di stenti, si chiama spirale della morte, e questo demandare la tua salvezza a qualcun altro mi sembrava anche molto interessante e tematico, perché finché non pensi che devi trovarla tu, la strada, ma pensi che sia qualcun altro a portarti in salvo, vai a girare a vuoto fino a morire. E questo poi, trovare la strada di casa, mi sembrava comunque così un movimento che accompagna anche, no, quello che succede, che comunque queste formichine sparse eccetera scelgono, hanno visto che fuori c'è un mondo, ma decidono, ora che hanno saputo, sono consapevoli e decidono di tornare. Grazie. Io ne approfitto, visto che siamo poche, di ringraziare un'altra persona che è qui con noi stasera, che è Francesca Cima. La chiamo qui accanto a noi. C'è anche Elisabetta Pieretto, che vedo lassù, produttrice del film, a cui lascio... grazie di essere nuovamente qui, ti lascio... Vabbè, io saluto tutti, non potevo mancare perché insomma sono spesso qui a presentare i film ed è sempre bello, e grazie di venire al cinema, grazie di quello che fate perché non è scontato, e sono d'accordo con quello che hai detto all'inizio, che questo è un film da vedere in sala, perché io mi sono molto divertita anche insomma a vederlo con le persone, ad ascoltare le reazioni. È incredibile come Ludovica metta un indizio, no, della relazione tra i due personaggi, ma poi alla fine, solo alla fine, c'è di sorpresa di tutti, che è veramente bello sentire. Non so che dire, sono felice, è bello che sia un film di una regista donna, insomma non è così facile esordire soprattutto in questo modo, e quindi insomma molto felice. Abbiamo fatto tantissimi lavori insieme, lei da sceneggiatrice, io da produttrice, e quindi sono bello emozionata. Grazie. Grazie veramente. Certo. Una cosa, no. E poi scusate se riprendo il microfono, no, perché penso che è un film che, anche se non vi capiterà o non vi è capitato di vivere esattamente quello che questa pazza mette in scena, però questa pazza non è pazza assolutamente, però penso che racconti qualcosa a tutti noi, delle nostre relazioni, delle nostre coppie, una domanda in comune la ritroverete, insomma penso che possa raccontare la vita delle nostre coppie, delle nostre famiglie, delle nostre relazioni,
E questa è la cosa che poi se vi è piaciuto potete raccontare anche agli altri. Se non vi è piaciuto, fatevi i fatti vostri. Allora io ringrazio, anzi prima di ringraziarvi ne approfitto perché Elisabetta è là in alto, la vedo, non si è... Ringraziamo anche Elisabetta. È la Friuli Posse della Indigo. Allora, nel ringraziarvi vi lascio anche un po' quella che è la nostra parola, la nostra frase d'ordine che ci sta, direi, con questo film, anzi questa storia, che la vita è un film. E appunto, proprio come diceva Francesca, questo film ci fa pensare molto e ci fa anche un po' confrontare con le nostre vite. Io penso che è vero che le donne, mi è piaciuto, è stato molto romantico, no? Quello che ha detto, che le donne sono degli esseri superiori, però penso che la bellezza di questo film sia far vedere che le donne sono persone, non sono né dee qui né è concesso tutto quello che ai personaggi maschili è sempre stato concesso, di essere ambigui, di essere anche stronzi, di essere pericolosi, di essere alla ricerca. Quindi per me questa è veramente una grande bellezza del film e penso che questo sia un plus, insomma, oltre alla storia scritta benissimo, finalmente una donna che è donna senza dover essere edulcorata o perfetta in ogni cosa, o edificante. Esatto, sì. Per fortuna. Madre è pure pazza, quindi ci sta. Dai. Ospita, oh. Pilar, ti lascio anche a te. Grazie mille. Foglietta. Grazie. Un applauso ad Anna Foglietta. Qui c'è scritto Pilar Fogliatti, ma se vuoi la nostra tessera di questa, cioè, però fate le cose fatte bene. Pilar Fogliatti, ma chi è? Non lo so, ce l'avevo qua è doppia. Quella che fa le fiction. Sì, ma lì. io faccio cinema. Mi avevano detto che arrivava lei, io non sapevo. Grazie ancora a Ludovica Rampogli e Pilar Fogliatti. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie mille. Buonanotte, grazie.